Io non posso parlare. Sì, va bene, ci non deve parlare. Io vi posso dire solo una cosa. Io prima di stamattina, appena ho visto che la mia elezione stava quasi per scontata, cioè era scontata, ho lasciato la mia casa e sono andato in chiesa. Sono andato all'istituto Maria Auxiliatrice ed era doveroso che io andassi dalla Madonna per affidare a lei la mia elezione e le speranze di tutto il mondo. Non vi dico niente. Bravo, bravo. Oggi noi stiamo festeggiando il cosiddetto traguardo che abbiamo tagliato, il cotuzzo abbiamo tagliato perché abbiamo collaborato. Questa è una grande soddisfazione sia per l'onorevole Cicero sia per il risultato. Questa è doverosamente a seguirlo e starci vicino anche nei momenti, diciamo, di gioia, come ci siamo stati nei momenti vicino, nei momenti, diciamo, di maggior travaglio. L'onorevole Cicero è dotato di piena volontà, che è completano e che con la sua grinta, la sua capacità intellettuale, la voglia di fare qualche cosa deve cambiare in questa legislatura. Auguriamo a Nino, onorevole Cicero, una prosperità, un proficuo lavoro e che soddisfi naturalmente un po' le esigenze che tutta la provincia spera. Bravo. Bravo. Dell'onorevole Cicero, di Nino Cicero qua presente, inizia, possiamo benissimo dirlo, senza tema di smentita, una nuova era per la provincia di Crotone. La studieremo insieme, quale deve essere questo nuovo politico. Soltanto per esempio a mia madre, mia madre mi ha detto, opera per meritarti ancora la fiducia dei cammini. Bravo. Nino, un appunto che devo dare importante. Nino. Me lo dà a me, signor. Votalo via Salvatore. Noi complimenti di tutto cuore, complimenti per te. Ascoltate, vi faranno sapere qui, gli hanno aggiunto gli amici qua della segreteria, un incontro di tutti gli amici qua il 7 e poi le visite nei vari comuni. Dopo un paio di giorni